Una nuova bomba di mercato ha appena scosso Napoli. E questa volta arriva dalla penna di uno dei giornalisti più rispettati d'Italia. L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha rivelato informazioni esclusive che mettono il Napoli al centro dell'attenzione del calcio europeo. Secondo lui, Antonio Conte e Giovanni Manna stanno preparando importanti mosse per la riapertura del mercato a gennaio. E ciò che è in programma potrebbe trasformare completamente il centrocampo azzurro. Ma prima di immergerci in questi retroscena scottanti, lascia il tuo like. Iscriviti al canale e attiva il campanellino. Perché ciò che sta per arrivare promette di scuotere il cuore di tutti i tifosi napoletani. Secondo Ceccarini, il Napoli sta monitorando da vicino 3 nomi che potrebbero essere protagonisti nella prossima finestra di mercato. Il primo è Kobbie Mainoo, gioiello del Manchester United e uno dei centrocampisti più promettenti della nuova generazione inglese. Nato nel 2005, il giovane anglo-ghanese è stato utilizzato con cautela da Erik ten Hag, il che potrebbe aprire la strada a un'offerta del Napoli. Giovanni Manna vede in Mainoo un talento plasmabile, in grado di crescere sotto la guida di Conte e diventare il successore ideale di Anguissa. Ha soli 20 anni. Il giocatore dimostra già una maturità tattica e una qualità tecnica che impressionano chi lo vede in campo. E il fatto che stia ricevendo pochi minuti di gioco allo United rende lo scenario ancora più favorevole. Ma il radar di Conte e Manna non si ferma qui. Un altro nome che sta guadagnando terreno nei corridoi di Castelvolturno è quello di Amadou Haidara, centrocampista dell'RB Leipzig, con contratto valido fino a giugno 2026. Ceccarini ha sottolineato che proprio questa condizione contrattuale rende Haidara un'opportunità di mercato estremamente interessante. Il giocatore maliano, noto per la sua forza fisica, esplosività e versatilità, sarebbe perfetto per il sistema intenso e disciplinato di Antonio Conte. Inoltre, Haidara ha già accumulato esperienza nelle competizioni europee e ha il profilo di un giocatore pronto a competere immediatamente. Esattamente il tipo di atleta che Conte richiede per rafforzare la rosa. Nel frattempo, in difesa, un altro nome viene seguito con attenzione: Brooke Norton-Caffey. Il terzino destro inglese, che appartiene all'Arsenal e si sta distinguendo nel Genoa, ha attirato l'attenzione non solo del Napoli, ma anche della Juventus. Il giovane, campione del campionato europeo Under 21 con l'Inghilterra, ha dimostrato personalità e costanza fin dall'inizio della stagione in Serie A. E le sue prestazioni suscitano sempre più interesse. Per Conte, Norton-Caffey rappresenta il futuro, un giocatore con energia, velocità e lettura di gioco, ideale per giocare sulle fasce del suo caratteristico schema tattico. Il quadro è chiaro: il Napoli vuole ringiovanire la rosa, mantenendo alto il livello competitivo. Giovanni Manna, con la sua visione strategica, e Antonio Conte, con la sua richiesta di intensità e impegno, lavorano in sintonia per garantire rinforzi puntuali e mirati. L'obiettivo è rafforzare la squadra non solo per il resto della stagione, ma anche pensando a un ciclo di medio termine che mantenga il Napoli competitivo nelle prossime campagne. La filosofia è semplice: unire giovinezza, talento ed esperienza sotto una guida tecnica d'élite. Dietro le quinte, l'atmosfera è di entusiasmo e fiducia. La dirigenza sa che contendersi nomi come Mainoo e Haidara non sarà un compito facile, dato che entrambi sono sotto osservazione da parte di altri giganti europei. Tuttavia, l'attuale struttura del Napoli, la presenza di Conte e l'ambizioso progetto del club possono influire sulla decisione di qualsiasi giocatore che cerchi evoluzione e protagonismo. E vale la pena ricordare, Napoli ha un potere che va oltre il denaro: è passione, è storia, è anima. Giocare allo stadio Diego Armando Maradona, davanti a uno dei tifosi più ferventi del pianeta, è un sogno che seduce qualsiasi atleta. Ceccarini ha concluso il suo editoriale con una frase che ha reso l'atmosfera ancora più misteriosa. Il Napoli ha messo gli occhi su un giocatore che sarà liberato nel 2026. Ciò rafforza l'idea che il club stia già pensando in anticipo, preparando mosse strategiche e approfittando di scappatoie contrattuali per assicurarsi rinforzi importanti al momento giusto. I tifosi, dal canto loro, iniziano già a immaginare cosa potrebbe riservare il futuro. E le aspettative sono alte. E ora, tifosi azzurri, vogliamo sapere la vostra opinione: Mainoo, Haidara o Norton-Caffey?
Quale di questi nomi vorreste vedere indossare la maglia blu del Napoli? Credete che questi acquisti sarebbero sufficienti per rafforzare la squadra e riportare il club sulla strada dello scudetto? Lascia qui nei commenti la tua opinione, perché la tua voce fa parte di questa storia. E se ti è piaciuto questo aggiornamento diretto dal dietro le quinte del mercato, non dimenticare di lasciare il tuo super grazie per sostenere il canale e mostrare l'orgoglio di far parte della tifoseria più appassionata d'Italia. Tradotto con dipelle.com, versione gratuita.